Questa è Carini, questo è il confronto tra seconda e terza del girone H di Serie B. Questa è Mistral Carini Bleeding Soverato. Amici appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da Anthony Massaro, siamo live dal palazzetto dello Sport Ciro Genova per una delle sfide più importanti che la categoria può offrire. Quindi restate con me fino alla fine per non perdervi neanche un istante. In bocca per il direttore di gara e quindi è ufficialmente iniziata la partita tra Mistral Carini e Bleeding Soverato. Quest'anno l'estremo difensore siracusano, arrivato come tanti altri qui alla Mistral per cercare di vincere questo campionato. Tanto, prima opportunità della partita, Rizzo manda subito a scaldare due componenti della panchina. Alla giocata al limite, palo. Non abbiamo ben compreso la situazione, ma si gioca, questo è quello che conta. La Rosa quasi a memoria da Cascino, soluzione verticale, quella data dal 9, che adesso sfida 1 contro 1 il capitano avversario, poi si gira e qua si trova un grande gol. La Rosa si riparte da Listro che la gioca subito e il pallone arriva da Cascino che va col destro. Che miracolo di Scerbo! Per il momento sia lo sviluppo del gioco della Mistral che la fase di non possesso, quindi l'aggressività, la pressione alta, stanno entrambi funzionando. Intanto la Rosa in verticale a secondo palo, anzi è chiaro che i gialloneri fanno tanta densità. Cascino finta, si torna indietro, Dorio, sempre Mistral Carini, la Rosa 1 contro 1 anche lui, palla ancora a secondo palo, stavolta c'era Cardona, messa laterale per il Soverato, prova a sfondare Sinopoli, chiude Listro. Correggiamo, la Rosa non ha giocato l'Hk Benzina e Catania, intanto occhio al vantaggio del Soverato. Tocco corto per la Rosa per vie orizzontali da Cardona, prova a creare superiorità numerico e il tiro col mancino, palo. Ma torniamo sul calcio giocato perché il gioco è ripreso appunto con questa giocata verticale di Nahuel Perez che poi si ritrova il pallone, altra opportunità, si salva il mister Carini con Dorio. Finale di questo primo tempo, prova uno schema il Soverato, vediamo se va al tiro il 4, parte Dorio, che miracolo ancora di Scerbo. Finale, apre però Dorio, era troppa la distanza, Cardona prova ad arrivare in maniera quasi schematica e pensata Mistral Carini, occhio a questa palla per la Rosa, c'è luce per calciare, forse c'è rigore, no, per Dorio aveva la possibilità di calciare, ci prova. Invece Cardona, primo intervento di questo secondo tempo da parte di Scerbo. Se ne è dato un minuto esatto e già sono 2 le conclusioni del Carini, ma rimane lì in zona d'attacco la squadra di casa. Poi là il tiro, è viva, è pimpante, è propositiva e vuole pareggiare i conti. Palla sul lato libero, dove la Rosa ha pescato l'angolino, ma Scerbo gli ha detto che da qui non si passa. Si rimane 0-1. Altro tiro, stavolta alto, di Cascina. Ci aspettavamo un assalto molto più tardi ed è già arrivato. Si vede che nei spogliatoi Mistral e Carini hanno usato l'atteggiamento e la psicologia giusta per caricarsi e per fare bene questo secondo tempo, dove il Soverato sta faticando, esce male in possesso e costruzione dal basso il Bleeding, mentre il Mistral Carini è lì che amministra, che gestisce, che gioca. Cardona tocca all'indietro per Dorio, Morato, catenaccio totale del Soverato. La Rosa prova ad accendersi, ancora il 29 insiste, non la vuole perdere e va dall'altro giocatore di qualità, che è Cardona. Si torna da Dorio, quanti giocatori importanti a questo mister Carini, si vede, lui vince anche
nel modo in cui gestisce questa palla la formazione di Rizzo. Si perdono pochissimi palloni e altra rimessa per la compagine bianco-rossa. Dorio, Cardona, salta un avversario, poi una Veronica va in mezzo, ma il direttore di gara, che era vicinissimo, dice che la palla è uscita. Apre il gioco Mallimaci. Poi occhio a questo tacco che favorisce la conclusione all'indirizzo di Listro. Bravo a salvare la baracca l'ex Ischia. Adesso torna a manovrare il Bleeding Soverato. Dorio chiude spazio, gestiscono i gialloneri, prova ad andare Frustace, chiuso però. Sembra chiamare gli schemi portiere Scerbo e quasi funziona, perché il primo tiro va sul palo, poi il secondo sulle mani di Listro, ma rimane ancora in zona d'attacco il Soverato. Un fallo prezioso l'ex Monreale. Occhio alla rosa, libera il destro, palo! 21 perché si era posizionato male solo per un istante. Un Bleeding Soverato veramente denso e compatto che regge anche all'urto di Barcellona. Contropiede, palla allargata e raddoppio di Luigi Martino. Idoneo, detto Cardona, si accende, mette in angolo, esce il Soverato e poi salta guida. Cardona, c'è luce, illusione del gol, forse ci sarebbe stato un tiro. Si difende il Soverato e dalla sua quasi area trova il 3-0. La rosa si libera per il destro, la palla passa ma non abbastanza, ma chiuso. La rosa, c'è spazio e poi il palo e poi un altro palo. È successo di tutto a rimettere in piedi per il Mistral Carini. Occhio a questa palla per Barcellona. La rosa prova a verticalizzare e poi pallone allontanato e 4-0. La Dorio, tiro col destro, amministra il Soverato, prova ad accendersi in questi minuti finali in Santa Guida e poi il tiro di Loreggio. Il grande intervento da parte di Listro. Sinopoli, rincorsa lunga davanti a Listro, 5-0, partita definitivamente chiusa, gol di Sinopoli. Suona la campana, arriva il fischio finale che dice che il Bleeding Soverato vince 5-0 sul campo del Mistral Carini.